Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, pronti per le novità del giorno. Prima di iniziare però vogliamo fare un augurio speciale a tutte le donne che ci seguono, un augurio per questa giornata internazionale dedicata a voi. Ma ritorniamo quindi alle nostre novità e diamo il via al nostro oroscopo. Ariete, tutto il cielo promuove un affinamento della capacità di intuizione preziosa per realizzare uno scambio profondo e coinvolgente con gli altri. Dedicate la vostra attenzione a chi avete vicino, seguite il filo delle confidenze per farlo sentire compreso. Toro, bella giornata in cui i problemi rimangono in sottofondo grazie agli amici e anche a una lieve risalita economica che lascia ben sperare. Corteggiata da una serie di astri favorevoli, la luna nel vostro segno vi guida con mano sicura verso il successo. Gemelli, avete 1000 intuizioni e il tempo per metterle in pratica. Potete imbarcarvi in nuovi progetti, tenendo comunque la calcolatrice a portata di mano. Con un cambio di look in più potete acquisire fascino e sex appeal in un batter d'occhi. Correte subito a pensare come riorganizzare il vostro armadio. Cancro, in sestile a Nettuno la luna vi aiuta a organizzare una serata speciale. Concedetevi piccole follie, senza travalicare però i limiti del buonsenso, mi raccomando. Un mix di allegria, movimento e belle novità vi attende. Le emozioni in più trovano spazio per uscire allo scoperto, finalmente. Leone, la luna in Toro, disarmonica a Mercurio, mette il dito nelle vostre faccende e nei rapporti professionali. Quotazioni sociali in caduta libera in giornata. Una questione da chiarire anche con chi amate, mettendo in primo piano la fiducia reciproca e la complicità. Vergine, complici per voi Urano e Plutone e la luna in Toro è rassicurante sul piano dei guadagni e delle finanze. Voi fate concretamente tesoro di un'ispirazione creativa in queste prossime ore. Acquistando sicurezza in voi stessi, passo dopo passo, gli altri diventano alleati e le critiche si rivelano input costruttivi, utili per il vostro futuro. Bilancia, la serenità è una conquista facile, quando a prevalere però è il desiderio di realizzare insieme un felice connubio, senza prevaricazioni né rivalità. Per migliorare il rapporto di coppia, le stelle consigliano di nutrire la relazione con piccole sorprese, coccole e intimità. Scorpione, la luna e Mercurio innescano confusione e incertezze. Fortunatamente il partner, paziente, anzi molto paziente, sensibile e innamorato soprattutto, si prende cura generosamente di voi. Avete un bene prezioso che va salvaguardato, a volte non ve ne accorgete di meno, e il vostro valore, la vostra autenticità, che sono oro puro, ricordatelo. Sagittario, tutti presi dalle vostre faccende personali, nel lavoro concludete poco, ma la scrivania vi fa pensare, ingombra delle sudate carte e vi richiama subito al dovere. Eclettici e innovativi, date il meglio di voi dove è richiesta capacità di improvvisazione soprattutto, tutto il resto per voi è noia. Capricorno, stabile e rassicurante la luna in Toro, vivacizzata oggi da Nettuno, infonde un tocco di originalità anche alle abitudini ormai radicate. Un dono ricevuto poi vi emoziona parecchio oggi. Approfittate della giornata per sperimentare ricette tradizionali di gusto, rielaborate però con un pizzico della vostra fantasia. Acquario, i grattacapi più consistenti oggi ve li procura la luna in Toro, che con una quadratura a Mercurio nel vostro segno vi confonde testa e cuore. Difficile conciliare sogno e realtà, lo sappiamo, aspettative deluse e spese inaspettate vi attendono, le golosità poi sono da tenere sotto controllo. E chiudiamo con i pesci. Una corrente di simpatia oggi passa tra la Luna, Nettuno e Plutone, riattivando gran parte delle vostre sicurezze. Occasioni fortunate vi attendono sia nella vita che in amore. Buon fiuto e colpo d'occhio negli acquisti e negli affari in più, gestiti con abilità e apparentemente senza sforzo. Ed è tutto quindi anche per oggi, 8 marzo, dalle nostre stelle che fanno ancora auguri a tutte le donne in questa giornata. Noi vi aspettiamo domani con tutte le novità. Intanto un buon martedì e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0